Caminum tutta una serie di ciacciarade a Salenga piemontese. Ciacciarade che ammiro a perfezionare la conoscenza della lingua, ammiro a parlare la meglio, a lesla e a scriverla. E ho detto il buondì da parte dell'Unione di Associazioni Piemontese al mondo che mi rappresento insieme al presidente Gianfranco Gribaudo. Ma non è questa lingua piemontese. La lingua piemontese è la lingua parlata dai piemontesi. Alla scrivine questo argomento pare Giuliano Gasca Coirazza, professore all'Università di Turin di filologia romanza, e alla scrivine in una maniera molto ben semplice, ma fatta in maniera che tutti possono capire. Alla scrivine già dal 1973 si prendeva Almanacca di poesia piemontese, prendevo gli auti serie che è la pubblicazione della compagnia di Brandè che ha sorto sotto la forma d'Almanacca tutti gli anni dal 1960. L'on che pare Gasca la via scrittura, allora, è stata arpiata e pubblicata antiat del quinto riscontro internazionale da studi alla lingua e alla letteratura piemontese, ma scutuma l'on che dice pare Gasca. Ant la frazione subalpina, ad Piana, ad Colina, ad Provane montagnose, Piavalle, a sua venuta a formare varie parlate locali, che avevano diritto al latino, ma che era parlato dai vecchi abitatori dopo la colonizzazione romana. Con adresse celte e ligure, con sorbimento della lingua di popolazione almane, in particolare longobarde, rivali ai tempi della sua invasione. Allora è naturale che su queste parlate abbiano avuto un flusso quelle delle popolazioni vicine, la gente di passaggio abituale, le lingue di cultura come l'italiano e il francese. Più riguardante la sua specifica minca una parlata locale, mai tan differente una dall'altra da impedire tra loro la comprensione, negli ultimi secoli, ante scambi più larghi di rapporti, alle imponuse per motivo di centralizzazione politica e prestigio culturale, un tipo comune al linguaggio, al fondo turinese, che viene chiamato genericamente piemontese, e che lo Stato dovrà, la parte più importante, la tradizione letteraria, da Pare Isler, per fare esempi, e dal Calvo fino a Nino Costa e Pinin Pacot. È un tipo linguistico che è distinta pianta dall'italiano come è distinta dal francese. Con l'uno e l'altro, italiano e francese, e spodria congiuntesse con provenzale e lombardo, ha degli elementi in comune, e in risguardo minca un, ha degli elementi differenti. Parole come magna, nansa a zia e tante, tota, nansa signorina e mademoiselle, rattavoloira, nansa pipistrello e chauve-souris, boulet, nansa fungo e champignon, i plurai come martei, nansa martelli e martò, le part, nansa le parti e le par, le forme di verbe come disuma, nansa diciamo e dison, fuma, nansa facciamo e feson, le pronunce asu, nansa asino e an, pentu, nansa pettine e pegne, senner e nansa a cenere e sandra, mercà, nansa mercato e marché, sono pochi di tanti e tanti casi che una per si te. Adesso è sarfuma un test da Amedeo e Gianrenzo Clivio. Amedeo e Pinen è stato il papà di Gianrenzo Clivio, che è professore di linguistica romanza all'Università a Toronto. È uno dei più grandi studiosi della lingua piemontese. Gianrenzo Clivio Sopara aveva pubblicato una bibliografia, il titolo all'italiano, bibliografia ragionata della lingua piemontese e dei dialetti del Piemonte e della Valle d'Aosta e della letteratura in piemontese. In questa prefazione a questo libro scrivo che il piemontese appellesse come se sia dialetto parlato di confini geografici del Piemonte. Un dialetto gal italico
che ha il carattere che ha riscontro dal gruppo piemontese Gal-Italic. La coinè regionale parla al piemontese letterari. E poi i due autori hanno aggiunto questa prefazione. A riferenza al terzo senso e al quarto, la coinè regionale e al piemontese letterari. Il piemontese, la coinè regionale, specialmente dice piemontese comune, mentre al piemontese letterari è considerato il piemontese più importante, insomma, quello che ha più importanza alla lingua. E queste due definizioni, del piemontese comune e il piemontese letterari, però essere considerati sinonimi. Dite l'oncalè la lingua piemontese, l'oncalè al piemontese comune e il piemontese letterari, che però considerate sinonimi, aventa incamminè a parlare un po' di grafia. Incamminè a scrivere un po' di segni alla grafia piemontese, perché Mac, apprendendo da bin la grafia, uno è in condizione a lese da bin al piemontese e non è che sia in condizione subito a scriverlo, ma insomma qual è la partenza per scrivere il piemontese. Mi diria che da incamminè dalle vocai. Incamminè dalle vocai, allora mi mauso e importo la lavagna e incammino a scrivere come che i poduma trovare scritta la vocale A. Dunque noi poduma trovare la pareia e poduma trovare la accentà parei. Adesso facciamo l'esempio. Se noi scriviamo per esempio rosa e troviamo la non accentà. Ma se noi scriviamo rosa, che in italiano è la rugiada, il luma la a accentà. Ma per essere accentà non manca al finale della parola, quando è tonica, ma prima della finale della parola, quindi la parola, quando che marca necessione. Facciamo un esempio. Se noi scriviamo in piemontese anima, noi dobbiamo scrivere la parei, perché per regola le parole piemontesi, ma d'altra parte con le parole italiane, sono piane, ma l'accento finisce alla penultima sillaba. Ma se l'accento casca su un'altra sillaba, il tono della parola casca su un'altra sillaba, diventa marchelo. E quindi a differenza dell'italiano, che dice come in piemontese anima, ma lo marca nei, in piemontese questa A va marcare, a maniera che chi prende il piemontese, che lo sa che sia non portà a lese anima secondo la regola generale, ma le anima, e allora la A va accentata. Adesso, l'ho detto la A, adesso vediamo come può essere marcata la E. Allora, la E può essere marcata senza nessun accento, con l'accento a us e con l'accento largo, oppure con la dieresi per rappresentare il suono E. Il suono E. Allora, facciamo ad esempi. Facciamo ad esempi di senza accento. Ecco, per esempio, alera per dire era, in italiano era. Fu un esempio della E con l'accento a us. Tutti i verbi alla prima coniugazione. Per esempio, rusé. Rusé. Rusé per litigare, insomma, rusé.
e con l'accent largo, prima per esempio un toponim pare ad Sirie. Sirie è una cittadina che si trova al principio del Canavese, da Usin a Turin, Sirie. Oppure con Cardè, che è un paesotto, scusami, Cardè, che è un paesotto che si trova verso la strada Turin verso Lusse. E rappresentiamo una parola che abbia la E con la dieresi e dunque al suon E. Per esempio, diciamo fietta. Fietta. Oppure fetta. Ma gli econauti, dunque, sia insomma che è una cosa che aumenterà chi turno per insieme. È il problema dell'accentuazione alla E. Allora, diciamo che le parole con la E in sillaba doverta, vale a dire alla fine della sillaba, assumono per regola sarà. E allora noi scriviamo pera. Non che è la pera, non è la pera italiana, la pera è la pietra, insomma corrisponde all'italiano pietra. Ma se noi scriviamo terra, vede che questa è alle doverta, no? Rappresenta un'eccezione e allora diventa marchela con l'accento largo, terra. Fuma un altro esempio, invece fuma un esempio e in sillaba sarà, vi la di e drinta la sillaba, personera la sillaba. Allora, un classico esempio è così, al ker e ker. Allora diciamo che per regola la E in sillaba sarà, assume due vert. E allora ker non manca di essere accentato. Ma ker, dove la E in sillaba doverta, in sillaba sarà, assume sarà e non doverte, ker va accentato. Ker. E per adesso, per un secondo la E.